Eccoci di nuovo amici di Calcio Padova TV, penultima giornata del girone di andata del campionato di C1. Siamo di nuovo qui alla Palagozzano 2 giorni dopo la vittoria del Padova nel derbissimo contro il Verona, vittoria ottenuta all'ultimo minuto per 2-1. Ci ritroviamo nuovamente per un'altra sfida interessante. Si tratta di Padova Calcio 5 contro Akras Muratse che è però in piena zona retrocessione, quindi una partita almeno sulla carta abbastanza abbordabile per i biancoscudati, che non possono fallire l'appuntamento con la vittoria in questo match, anche perché adesso le cose si stanno mettendo piuttosto bene, come abbiamo ripetutamente ricordato durante la sfida con il Verona. Il Padova, avendo vinto proprio contro il Verona, è balzato al quarto posto in classifica a quota 25, campionato questo che è ormai dominato largamente dallo Sporting Altamarca, che è in vetta con 37 punti. Poi c'è il Montecchio a quota 28, lo United Rossano a 27, il Padova che è in compagnia con la Team Arzignano a quota 25. Padova che ha già guadagnato matematicamente la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia, che si disputerà molto probabilmente il 5, 6, 7 gennaio proprio qui alla Palagozzano, quindi Padova sarà la squadra ospitante della Final 8. Per quanto riguarda invece i playoff c'è ancora da lottare, perché il campionato è lungo, c'è tutto un girone di ritorno da disputare, però il Padova adesso in questo momento, ricordiamo, al quarto posto con un buon vantaggio sulle dirette inseguitrici e comunque può dire ancora di più in questo campionato. Poi una vittoria questa sera porterebbe altri 3 punti interessanti che potrebbero permettere al Padova proprio anche addirittura di scavalcare lo United Rossano. È tutto pronto per dare il via a questo match, i 2 arbitri Oxa di Este e Soligo di Castelfranco. Partenza, ha iniziato Padova Akras Muratse. Padova alla conquista dei 3 punti necessari per fare un ulteriore balzo in avanti in classifica. Akras Muratse che si presenta nella tradizionale casacca a strisce rosso-azzurre, mentre il Padova, come mercoledì sera, in completa tenuta bianco scudata, che è forse la più bella in assoluto. Ancora Akras adesso che viene in avanti, attenzione, tentativo da parte di Bacci, poi il ritorno all'indietro in direzione di Cavallarin, ancora Penzo, attenzione, occasione, l'uscita ai Feverati che subito si distingue in questa uscita a valanga nel tentativo dell'Akras con Ben Mohamed. C'è una rimessa laterale che spetta comunque al Padova con Crepaldi in possesso di palla dopo il tocco di ritorno di Tiso, quindi Carraro. Si fa vedere Ciames schierato subito dal primo minuto da Alberto Rodriguez, che punta molto su questo ragazzino che già l'anno scorso ha fatto vedere buone cose e adesso comincia nuovamente ad apparire in prima squadra, lui che è il punto di forza della squadra juniores, delle squadre giovanili. Da ricordare anche che in porta nell'Akras Muratse c'è una vecchia conoscenza dei biancoscudati, si tratta di Riccardo Ballarin, il portierone biancoscudato per qualche anno di seguito, adesso non trovando più spazio al Padova ha preferito emigrare in altra squadra, però sta lottando per salvarsi. Riccardo Ballarin, simpaticissimo portiere del Padova, che si è sempre ben comportato nelle file biancoscudate. Vediamo che intanto Carraro ha subito un colpo, il gioco è fermo, è lo stesso Carraro comunque che si incarica della battuta, riprende il gioco. Il tocco all'indietro per Ciames, ancora Carraro, poi il pallone filtrante al centro per Tiso che si gira bene, ha un avversario da superare, viene fermato ma è Tiso a metterla in fallo laterale, dice il secondo arbitro Soligo di Castelfranco, e quindi la rimessa spetterà all'Akras Muratse con Penzo. Ancora pallone in avanti, quindi Ben Mohamed. Pallone rimpallato da Crepaldi, finito ancora tra le mani di Ballarin. Penzo ancora, cerca di servire in avanti, poi il tocco in direzione
di Cavalarin. Ancora Murazzi in possesso palla, sempre con Penzo. Buon pallone recuperato da Tiso, che poi va davanti ma commette fallo, dice l'arbitro. Si reclama molto dalla panchina, a cominciare da Alberto Rodriguez e i suoi assistenti, Andrea Rozzato. Gli stessi giocatori in panchina si sono alzati in piedi per reclamare. Lo stesso Carraro, Capitan Carraro, va dal secondo arbitro. Ci sembrava in effetti che Tiso si fosse liberato correttamente dell'avversario, si sarebbe presentato tutto solo di fronte a Ballarin. Nulla di fatto. Attenzione a Ben Mohamed, viene fermato prontamente da Crepaldi. Poi Carraro al pallone buono, potrebbe toccare ancora per Chames. C'è l'intervento alla disperata di Bacci per l'Akras Murazze. Ancora pallone scodellato al centro per Crepaldi, una gran botta di Crepaldi, pallone deviato forse con un braccio anche, ha fatto finta di niente il secondo arbitro, lascia che il Padova possa riprendere il gioco con un calcio d'angolo. Il tocco ancora di Crepaldi per Chames. Carraro, ottima l'azione con Crepaldi che cerca di liberarsi, ma attenzione adesso al contropiede dell'Akras. Bravo Chames a metterci un piede e a fermare il contropiede della formazione avversaria. Poi un batti e ribatti, si contrasta molto al centrocampo, pallone che poi alla fine termina a fondo campo per la rimessa in gioco di Daniele Feverati. Quindi Carraro, Chames, ancora Tiso. 2 under in campo subito. Tiso viene toccato da Bacci. L'arbitro interviene, il primo arbitro questa volta, ovvero Oxa di Este. C'è un calcio di punizione per il Padova, conteggio dei falli, uno per parte. Calcio di punizione, il Padova ha sempre eseguito dei buoni schemi in queste fasi di gioco. Vedremo cosa si metterà adesso Carraro con Crepaldi a centro area, Chames vicino al primo palo e Tiso molto largo sulla destra. Vediamo infatti che Carraro va a cercare Chames, il tocco in centro, poi Tiso che recupera il pallone, ancora Carraro, quindi Tiso, Chames, ancora Tiso, giocano assieme i 2 under del Padova. Buon dribbling di Tiso che guadagna un calcio d'angolo. Padova quindi che torna a pressare in avanti. 0-0, sono trascorsi 3 minuti e 6 secondi del primo tempo. Crepaldi, Chames, buon pallone in mezzo, poi l'ultimo tocco è proprio di Chames. Attenzione alla respinta di Ballarin, lancio lungo a cercare Bacci, pallone che termina fuori e allora Crepaldi con tutta calma può riprendere il gioco dando a Chames. Quindi Carraro tenta un dribbling, riesce ad andarsene, viene contrastato, ancora Carraro, il pallone buono in mezzo per Tiso che viene anticipato all'ultimo momento proprio da Ben Mohamed. C'è il calcio d'angolo. Carraro, ancora un pallone alto alla ricerca di Crepaldi che ha tentato la battuta al volo, è stato anticipato all'ultimo momento ancora da Bacci. Ancora Crepaldi, Chames all'indietro per Carraro. Chames, Carraro cerca di farsi vedere Tiso da questa parte, poi Chames ancora Tiso, si fa vedere Crepaldi, buona l'azione, tenta un filtrante in direzione di Tiso che però puntava verso la porta, nulla di fatto, palla che esce. La rimessa laterale di Ben Mohamed, il pallone rilanciato lungo da Penzo, controllato poi da Chiozotto. Attenzione a Tiso però che ritorna in possesso di palla, buon dribbling di Tiso, ancora Tiso, potrebbe battere, Chames, ancora Tiso ha sprecato forse l'opportunità per andare al tiro, si era liberato molto bene, aveva avuto per un attimo la possibilità di andare al tiro in porta, ha tardato, ha preferito servire Chames, però comunque c'è un calcio di punizione a favore del Padova con Carraro e Crepaldi, i 2 giocatori più esperti della squadra allenata da Alberto Rodriguez.
Crepaldi che chiama uno schema. Ancora si attende il fischio, poi Crepaldi che finge la battuta, lascia a Carraro, poi Carraro punta direttamente in porta e poi è Ballarin che salva sulla linea proprio sulla ribattuta di Chames, occasionissima per il Padova. Ballarin che subito si contraddistingue mettendoci un piedone, attenzione a Tiso, poi si fa portare via palla, allora prova adesso il Murazze, bravo, ma no, non può essere fallo questo, un fallo assurdo questo fischiato dal secondo arbitro a Chames, che era intervenuto nettamente sul pallone. Vediamo che c'è una diatriba fra capitano Carraro e il secondo arbitro Soligo di Castelfranco. Carraro dice: sono il capitano, non posso nemmeno parlare. Fatto sta che il signor Soligo ha pensato di decretare questo calcio di punizione al Murazze. Sul pallone va porzionato. Adesso il Padova costretto a chiudersi di fronte alla propria porta. Attenzione perché Carraro recupera un buon pallone e poi viene contrastato all'ultimo momento da Chiozzotto. Sfuma l'opportunità per un contropiede. Carraro ancora, quindi Tiso, Chames, Carraro, ancora Chames. Pallone filtrante dove Tiso cerca di liberarsi, poi è costretto a girarsi. Carraro, ancora lui, protegge palla, il tocco poi di Chiozzotto. Ne scaturisce una rimessa laterale che è quasi un calcio d'angolo. 0-0 il risultato, 5 minuti di gioco sono trascorsi. Carraro alla battuta, il pallone in centro, non riesce la deviazione di Tiso. Padova che deve ancora entrare in ritmo partita, sta giocando decisamente meglio ma non ancora al livello che ci ha abituati nelle ultime gare, soprattutto con un ritmo necessario per superare la difesa dell'Acras Murazze. Bravo qui Chames che poi subisce un fallo, anche in questo caso forse un po' troppo severo, il secondo arbitro Soligo nei confronti di Ben Mohamed. Fatto sta che il conto dei falli comincia ad aumentare, 3 falli commessi dagli ospiti, 2 dal Padova. Attenzione intanto a Tiso che non trova lo spazio, costretto ad andare all'indietro, quindi Crepaldi. Carraro, ancora un buon pallone per Crepaldi, un grandissimo gol, bravissimo Federico Crepaldi, un gol di alta classe questo, perché sul filtrante di Carraro il suo tocco sotto a scavalcare la manona di Ballarin, davvero un gol di grande classe quello di Federico Crepaldi. 1-0 per il Padova. Si riparte dopo esserci gustato questa delizia di Crepaldi. Altri giocatori avrebbero pensato a sparare forte, ma Ballarin aveva già coperto bene tutta la porta. Crepaldi invece ha pensato di prima il tocco sotto a scavalcare la mano del portiere, pallone che si è adagiato proprio nell'angolino. Davvero un bel gol questo di Federico Crepaldi. Padova quindi che sblocca il risultato 1-0 e adesso deve saper amministrare e soprattutto saper colpire, soprattutto in queste azioni di contropiede. Qui in questo caso l'azione è stata interrotta da Chiozzotto. Rimessa ancora di Crepaldi, l'autore del gol, quindi Carraro dà l'indietro per Varotto, è entrato al posto di Tiso, un cambio volante da parte di Alberto Rodriguez. Quindi Carraro, Varotto, Crepaldi, pallone su Chames che voleva palla sui piedi, Crepaldi invece voleva lanciarlo in profondità, malinteso fra i due. Ancora Chiozzotto adesso per l'Acras Murazze, ma è bravo Varotto a intercettare, recupera ancora la formazione rosso celeste, quindi Carraro con calma, Chames
Varotto, Ciames, Crepaldi, fa girare palla il Padova nel tentativo di trovare qualche varco, poi un pallone messo in mezzo, non riesce ad agganciare Varotto, nulla di fatto. 1-0 comunque, il Padova è riuscito a sbloccare al quinto minuto con Crepaldi. Riparte Varotto, poi ancora Varotto in fase d'attacco, è entrato Meggiorin nel frattempo. Pallone lanciato lungo, nulla di fatto. Quindi Ciames che lascia l'incarico della costruzione del gioco a Carraro, poi Varotto, ancora Ciames, mentre Carraro si fa smaccare in avanti, ma si fa vedere Meggiorin che ha spazio, ancora su Carraro, ancora Meggiorin, prova ad andarsene sul lato sinistro, poi Carraro che prova il tiro da fuori, colpisce male, troppo di punta interna, pallone che va lontanissimo, nulla di fatto. Riparte l'Akras Murazze, pallone per Boscolo, poi viene fermato Paulon. Quindi bravo Ciames a intercettare questo pallone, e il solo è gran gol! Eccolo qua il ragazzino di cui tanto vi parliamo, Edgar Ciames, raddoppia. Gol di Ciames che ha intercettato un pallone a centrocampo, se n'è andato in velocità e ha messo dentro sull'uscita di Ballarin. 2-0 per il Padova. Ciames quindi mette la firma in questa bellissima azione di contropiede, suo il merito di aver intercettato palla all'altezza del cerchio di centrocampo e poi di essere partito in velocità e aver battuto Ballarin sull'uscita. 2-0, entra anche Mattia Vettore che ci ha promesso almeno un gol questa sera, vedremo se riuscirà a realizzarlo. Intanto il Padova è già sul 2-0 dopo 7 minuti e mezzo di gioco. Varotto alla rimessa laterale, il tocco ravvicinato su Carraro, quindi ancora Varotto, si fa vedere Vettore che sbaglia anche l'aggancio. Riparte l'Akras, buon intercetto da parte di Carraro, opportunità per Mattia Vettore, preferisce servire Varotto dalla parte opposta e poi l'ultimo tocco di un giocatore dell'Akras, Murazze, un palla che finisce fuori, tocco di Boscolo, quindi Carraro per Meggiorin, il tiro di prima intenzione, palla fuori. Per la ripresa da parte di Ballarin, poi il tocco sbagliato da parte di Porzionato, intervento di Meggiorin a fermare l'azione dell'Akras. Siamo sul 2-0, dicevamo, le reti di Crepaldi al quinto minuto, settimo Ciames. Due bei gol, il primo di grande classe di Crepaldi, il secondo in contropiede da parte del giovanissimo Edgar Ciames che ha messo in mostra le sue grandi caratteristiche. Intanto Varotto anche lui avrebbe l'opportunità di firmare in questa partita, viene fermato da Ballarin e quindi Mattia Vettore alla battuta per Meggiorin, lo scambio, poi Celin che è subentrato
assente Alberto Grigio, che si è infortunato proprio ieri nel corso dell'allenamento, assenti anche Faggin e Androni. Androni ormai assente per un brutto infortunio, uno stiramento che gli costa l'assenza per lungo tempo. Speriamo che con la pausa natalizia possa recuperare in fretta. È scoccato intanto il 10° minuto di gioco in questo primo tempo. Celin che viene attaccato da un avversario e poi è costretto a sparacchiare lontano. Padova quindi che ha già messo la partita sui binari desiderati. 2-0 il vantaggio dei biancoscudati. Ancora Padova in pressing, recupera palla, poi attenzione perché un rimpallo mette in movimento Penzo, bravo Meggiorin, poi è Celin che riparte, potrebbe a questo punto tentare la conclusione dall'indietro per Meggiorin, che poi pensava di avere alle spalle Varotto e invece aveva un giocatore del Murazze, esattamente Paulon. Poi lo stesso Paolon che va in avanti, ma il lancio di Penzo è troppo lungo, nessun problema per Daniele Feverati che rimette in movimento Varotto. Adesso ci sono gli under in campo, Mattia Vettore e Varotto. Celin cerca di andarsene dall'indietro poi per Mattia Vettore. Meggiorin prova la botta, Ballarin non si fa sorprendere dalla lunga distanza, abbastanza difficile battere il portierone dell'Acras Murazze, ex del Padova. Eccolo qua Mattia Vettore, ottimo il suo dribbling, poi il tiro un po' svirgolato che finisce fuori di poco. Sfumata quindi un'altra opportunità per il Padova che sembra gestire alla meglio questo match. Attenzione intanto adesso a questa incursione da parte di Trotta che si era venuto a trovare tutto solo di fronte a Feverati. Riparte Crepaldi, Celin, lo scambio con Meggiorin, ancora pallone in mezzo alla ricerca di Crepaldi. Penzo però intercetta e riparte anche in azione personale, attenzione a Penzo, Feverati non riesce a toccare ma aveva chiuso bene, costringendo quindi Penzo a battere di sinistro fuori di poco, quindi una ghiotta occasione anche per l'Acras Murazze che aveva la possibilità di accorciare il risultato. Mattia Vettore, Crepaldi, Meggiorin, poi il tiro tentato da parte di Varotto, c'è la deviazione, ci sembra di Trotta, infatti è così. Ci sarà una rimessa laterale per il Padova, 7 minuti e 52 al termine, anzi si tratta proprio di calcio d'angolo. Crepaldi che scodella al centro, vediamo che c'è l'intervento del primo arbitro a decretare un fallo forse a favore del Padova. Anzi no, l'arbitro ha visto un'irregolarità e allora fa ripetere il calcio d'angolo. È stato semplice richiamo. Crepaldi all'indietro, ma interviene bene Trotta che poi non mantiene il pallone in campo. E allora la rimessa aspetta ancora il Padova in zona d'attacco con Meggiorin. Quindi Crepaldi, Meggiorin, Penzo, forse l'uomo squadra dell'Acras Murazze, Penzo. Attenzione a Trotta che viene attorniato da avversari, poi Penzo lancia in avanti, non c'è nessuno e quindi Feverati che mette ancora palla tra i piedi di Crepaldi, quindi Celin, Crepaldi, buono lo scambio per Celin che prova il tiro in porta. Mattia Vettore si era fatto vedere a centro area, forse lì Celin avrebbe fatto bene a toccare al centro proprio perché Vettore era proprio all'altezza del dischetto, pronto a battere in porta. Poi Crepaldi, un buon pallone per Celin ed è il terzo gol, lo realizza Celin, Marco Celin,
con questa bellissima deviazione è ottimo lo scambio e andiamo sul 3-0 per il Padova. Viene chiamato nel frattempo un time out da parte della squadra del Murazze per sistemare un po' le cose, ma a questo punto ci sembra abbastanza difficile per il Murazze poter raddrizzare questa partita. A 7 minuti e 10 dal termine del primo tempo, quindi il Padova è sul 3-0 grazie alle reti di Crepaldi, Ciames e Celin. Time out. Si torna in campo, si torna quindi a giocare. 7 minuti e 10 secondi di gioco effettivo. Ricordiamo che da quest'anno anche nel campionato C1 si gioca con il cronometro, quindi quando la palla è ferma il cronometro viene altrettanto lo stesso fermato. Tanto alla battuta a centrocampo per l'Acras che deve riprendere il gioco, viene sistemato anche il parquet, un'asciugatura veloce, tutto pronto, si può ripartire. Siamo sul 3-0 per il Padova che ha già quindi messo una seria ipoteca sulla vittoria. Dicevamo del resto l'Acras Murazze è squadra che sta lottando disperatamente per tirarsi fuori dai bassi fondi, e sta lottando per non retrocedere. Attenzione Mattia Vettore, pallone tentato, ha tentato di mettere in mezzo Vettore per Celin, Vettore che non trova più lo spazio per andare al tiro. Si prepara anche Preatoni. Dal calcio d'angolo va Carraro, anzi è una rimessa laterale. Carraro, pallone buttato in mezzo, c'è una deviazione di Paulon e adesso sì c'è il calcio d'angolo. Carraro, pallone messo in mezzo per Mattia Vettore che dà però all'indietro per Feverati, quindi Celin, Vettore, adesso vediamo se prova la sua azione classica, azione personale, bravo nel dribbling, poi ha tentato di mettere al centro. Mattia Vettore è lo stesso incaricato alla battuta, pallone in mezzo per Crepaldi, poi riparte l'Acras Murazze, attenzione a questo contropiede e poi il tentativo è un gran gol messo a segno da Paulon che è riuscito ad attraversare tutto il campo da solo, nessuno l'ha contrastato, finché una volta entrato nell'area di rigore ha guardato in faccia Feverati e l'ha trafitto con un gran sinistro all'incrocio di pali, quindi gran gol di Paulon. Al 15° minuto di gioco nel primo tempo. Intanto Celin, la ribattuta di Ballarin. Crepaldi prova anche lui da distante, la ribattuta ancora di Ballarin con il piede. Carraro, Celin, Preatoni, poi Celin, Crepaldi, Carraro, Celin, buon pallone in mezzo alla ricerca di Preatoni, riparte l'Acras, attenzione adesso a non andare a riaprire la partita perché sarebbe davvero assurdo. Padova che non ha avuto nessun problema fin qui, adesso questo gol realizzato da Paolo, ancora lui prova ad insinuarsi.
Preatoni per il Padova, rientra anche Ciames, autore del secondo gol, quindi Crepaldi, Carraro, ancora Carraro, arriva sul fondo, il tocco all'indietro per Crepaldi, la doppia finta e poi il sinistro che finisce fuori. Buona l'azione ancora dei due anzianotti del Padova, ovvero Carraro e Crepaldi. Ottima l'intesa con conclusione finale poi di Crepaldi di sinistro, la presa troppo larga, la palla è finita fuori. Ben Mohamed intanto è rientrato per l'Akras Murazze, il tocco è all'indietro per Cavallarin, quindi Veronese che sbaglia il controllo, regala il pallone al Padova con Carraro che torna in avanti, supera la linea del centrocampo, all'indietro per Crepaldi, quindi Ciames che avrebbe spazio, Ciames prova, c'è una respinta di Penso. Ancora rimessa per il Padova con Ciames che dà addirittura a Feverati, quindi Carraro, Preatoni, Crepaldi che ha cercato di servire proprio Preatoni, l'intervento un po' errato di Veronese ha messo fuori causa Preatoni. Siamo sul 3-1, poi c'è anche da dire che il conteggio dei falli è rimasto più o meno lì, 3 falli per parte, le due squadre sono date una calmata dopo una partenza abbastanza ricca di falli, anche un paio forse fischiati in maniera eccessiva da parte dei due arbitri. 4 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo. Carraro, pallone scodellato per Crepaldi, ancora per Carraro, ci ha messo libero da questa parte, Preatoni all'indietro, poi però viene fermato il giovane giocatore biancoscudato e poi tenta di far tutto da solo Cavallarin, c'è un fallo fischiato a Preatoni. E quindi adesso il Padova è in difficoltà perché ha commesso il quarto fallo. Attenzione, bisogna stare attenti, ci sono ancora 3 minuti e 51 da giocare. Adesso c'è un calcio di punizione per l'Akras Murazze che è intenzionato a riaprire questa partita che sembrava già chiusa. Del resto nel calcio a 5 può succedere di tutto fino all'ultimo secondo. Il tocco, poi lo scambio con Penso, quindi il tentativo da parte di Bacci, ma la parata sicura di Feverati, quindi Crepaldi, Ciames, Preatoni, Crepaldi, Ciames ancora, Ciames che prova il dribbling, il pallone che gli termina fuori, forse non se n'è accorto proprio Ciames che era arrivato proprio al limite del campo, e poi un colpo di testa da parte di Porzionato con grande volo da parte di Daniele Feverati che sventa questa minaccia. Murazze che ha rischiato per un attimo di riaprire il match, ci ha pensato Feverati con un grande intervento sotto l'incrocio dei pali. Attenzione a Penso, prova il tiro, ancora Feverati che respinge, ancora Ben Mohamed, pericolo, si salva in questo caso il Padova, ma attenzione a queste disattenzioni perché davvero ancora Feverati è costretto ad intervenire sotto l'incrocio dei pali. Applausi a parte dei tifosi dell'Akras Murazze giunti fin qui al Palagozzano. Murazze che adesso sta provando proprio il tutto per riaprire questo match. Ben Mohamed, pallone all'indietro ancora per Porzionato, ma poi Ciames ruba palla, Ciames velocissimo, Ciames ancora lui, ancora Ciames, tarda nel tiro, peccato.
Ancora un time out e questa volta è chiamato da Alberto Rodriguez, per nulla soddisfatto di come si sta mettendo la partita, perché Padova in vantaggio di 3-0 si è fatto scoprire e ha subito un gol che ha quasi riaperto la partita. Adesso siamo sul 3-1 e ci sono state un paio di occasioni dell'Akras Muratse che davvero potevano mettere in difficoltà il Padova sul piano della gestione di questo match che sembrava già chiuso, invece mentre mancano 2 minuti e 40 al termine del primo tempo invece sembra essersi all'improvviso riaperto, proprio perché l'Akras Muratse ha messo in campo nuove energie, nuove forze, quel gol gli ha ridato fiducia, il gol di Paulon consente all'Akras Muratse di sperare ancora di poter riaprire il match. Muratse che ha 9 punti in classifica insieme con il Santomio, all'ultimo posto c'è la Badiese con 8, però il Muratse è piuttosto distanziato, ben 4 punti da Perarolo e Giorgione e Euro Giorgione. Queste sono le squadre praticamente che sono invischiate nella zona salvezza, e per l'Akras Muratse sarebbe oro poter portare via almeno un punticino qui da Padova. Carraro batte il calcio d'angolo, si ritorna in campo, Varotto, ancora Carraro, cerca lo sfondamento, poi Varotto può andare al tiro, la ribattuta di Ballarin e quindi anche Varotto va vicino al gol. Preatoni, Carraro, Preatoni, quindi Carraro, Padova che fa girare, fa trascorrere qualche secondo in più, poi Carraro prova la botta, viene contrastato da Porzionato che poco fa con un ottimo colpo di testa è andato vicinissimo al gol del 3-2. Carraro perde palla, lo recupera Meggiorin dandolo indietro per Feverati, che mette il pallone fuori volontariamente perché Meggiorin era rimasto fermo, colpito ad una scarpa, ha dovuto sistemarsi uno scarpino e quindi giustamente anche l'Akras Muratse restituisce sportivamente palla al Padova che riparte con Varotto, quindi Meggiorin, ancora Varotto, Meggiorin si gira bene, poi viene colpito da dietro. C'è un calcio di punizione quindi per il Padova. Sul pallone Carraro, mentre siamo a 1 minuto e 30 dalla fine del tempo. 4 falli per parte. Ritorna in campo anche Tiso. Carraro sul pallone, vediamo che l'arbitro sistema la barriera, l'arbitro Oxa di Este, primo arbitro. Si può ripartire. C'è il tocco di Carraro che prova addirittura il tiro in porta, ancora lui, Carraro, la respinta di Ballarin, ancora Carraro e ancora Ballarin. Davvero un duello a distanza fra i due ex compagni di squadra. Carraro per ben 3 volte ha provato la conclusione e Ballarin ha risposto alla grande. Varotto ancora all'indietro per Feverati, lancio lungo, cercare Meggiorin che scontrolla molto bene, si libera molto bene e Meggiorin, la conclusione è un po' imprecisa, però ottimo spunto da parte di Stefano Meggiorin che si è girato molto bene nel controllo di palla, saltato l'avversario e poi ha provato la conclusione in sinistra. Ma attenzione a Ben Mohamed, Varotto lo contrasta,
e mette in fallo laterale. Ben Mohamed si sarebbe trovato tutto solo se fosse riuscito a portarsi in avanti questo pallone. 1 minuto tondo tondo al termine del primo tempo. Attenzione a Trotta che prova un'azione di sfondamento. Ancora Trotta, si gira, viene fermato da Carraro. C'è un calcio d'angolo per l'Akras. 51 secondi. Poi il tentativo un po' sproporzionato da parte di Porzionato, gioco di parole, volontario. Feverati che dà a Carraro 45 secondi in questo momento, quindi Tiso perde palla ma non riparte l'Akras Muratse. Quindi Varotto per Tiso, Carraro, sbaglia anche Carraro, ne approfitta Trotta, poi Carraro mette il fallo laterale. Siamo agli sgoccioli ormai, 23 secondi. Quindi Porzionato, Ben Mohamed prova il dribbling, viene contrastato da Tiso, poi Mejorin subentra bene, c'è Varotto dall'altra parte, il pallone è buono ma esce con molto tempistica Ballarin e poi arriva la sirena. Finisce qui il primo tempo, siamo sul 3-1 per il Padova, ci risentiamo fra pochissimo per la ripresa, partita ancora aperta. Si riparte, secondo tempo di Padova Akras Muratse, 3-1 dopo la prima frazione di gioco grazie alle 3 reti realizzate da Crepaldi, Ciames e Cerin, ma poi c'è stato quel gol di Paulon a metà verso la fine del primo tempo che ha un po' riaperto il match. Padova che ha corso ancora un altro paio di pericoli, è dovuto intervenire Feverati a salvare la propria porta e quindi è partita che non è ancora chiusa e crediamo che lo stesso Alberto Rodriguez abbia messo in guardia i suoi, perché non è da prendere sotto gamba questo match. Sul 3-1 le partite di calcio a 5 non sono ancora chiuse, anche perché adesso l'Akras ha preso coraggio, spera di poter realizzare al più presto un'altra rete proprio per mettere in difficoltà i biancoscudati che adesso sono scesi in campo con Mattia Vettore dal primo minuto, il bomber del Padova che manca dal gol da un paio di partite e quindi vorrà sicuramente ritornare alla marcatura. C'è Varotto, Mejorin, eccolo qua, Mattia Vettore costretto a dare all'indietro, vedete il pressing e poi c'è l'intervento del secondo arbitro Soligo che decreta un calcio di punizione perché sul passaggio all'indietro Feverati non poteva toccare palla, ma in realtà a nostro avviso, infatti vedete ci sono molte proteste dalla panchina, Carraro, lo stesso Rodriguez che protestano perché il pallone era andato dalla parte opposta e quindi era consentito il passaggio all'indietro a Feverati. E comunque attenzione, perché stavamo giusto dicendo attenti perché la partita può riaprirsi e adesso c'è questo calcio di punizione da posizione davvero pericolosa, tutto il Padova sulla linea di porta, c'è il tiro di Penzo e il gol e vedete manco farlo apposta, arriva il gol del 3-2, lo realizza Penzo per l'Akras Muratse e adesso sono davvero guai seri. 3-2 il gol di Penzo al secondo minuto del secondo tempo.
per l'Akras Murazze, e siamo sul 3-2 adesso, e adesso diventa davvero insidioso questo match. L'avevamo appena detto, c'è l'Akras che tenterà in queste prime fasi del secondo tempo di ottenere il secondo gol per riaprire completamente il match. Adesso c'è un brutto fallo ancora di Penzo su Vettore, e adesso è il Padova che può battere da buona posizione, non certo favorevole come quella del gol del Murazze, però potrebbe inventarsi qualcosa Crepaldi, che adesso ha un conciliabolo con Meggiorin. Vediamo quale schema verrà adottato in questa fase di gioco, però 3-2, 18 minuti e 30, quindi c'è tutto un secondo tempo da giocare. Intanto vediamo Meggiorin, Crepaldi, prova la botta, ancora Crepaldi, c'è la respinta di Ballarin, poi salvataggio sulla linea a parte di Penzo sul tiro di Meggiorin, palla che alla fine termina fuori, ma davvero qui il Padova è andato vicinissimo al quarto gol. Sul tiro di Meggiorin è stato salvato proprio sulla linea di porta da Penzo, che non solo ha realizzato il gol del 3-2, ma adesso ha salvato la propria porta una volta che Ballarin era stato battuto. C'è un lancio lungo, l'intervento ancora di Penzo, l'uomo tuttofare dell'Akras, pallone messo in mezzo, esce Feverati, c'è un fallo su di lui, attenzione, ed è Meggiorin che salva tutto a porta completamente sguarnita. C'era anche un fallo su Feverati, infatti si reclama ancora dalla panchina del Padova. Feverati era stato ostacolato nel suo intervento, la palla poi era finita sui piedi di Veronese, che a porta vuota stava per mettere dentro, e insomma i pericoli non finiscono qui. Bisogna aprire bene gli occhi, stare attenti, tenere alta la tensione, perché sarebbe davvero un peccato sprecare punti in una partita come questa, che sembrava già chiusa a metà del primo tempo, con il Padova che vinceva per 3-0 e adesso invece è sul 3-2 con il Murazze, vedete, molto deciso e aggressivo. Poi forse c'è un intervento scorretto su Cavallarin, non intervengono gli arbitri, scampato pericolo per il Padova, ancora Crepaldi, quindi Mattia Vettore che tenta lo scambio con Ballarin, attenzione al contropiede con Penzo che prova ancora la botta, e c'è il 3-3, c'è il 3-3, ecco qua, l'avevamo detto, partita completamente riaperta, crollo del Padova da 3-0 a 3-3, partita completamente riaperta, il gol è di Penzo. E adesso qui viene il bello, perché Padova praticamente deve ricominciare da capo. Assurdo comunque, un vantaggio per 3-0, dopo 3 minuti di gioco nel secondo tempo siamo sul 3-3. È Paulon che ha messo fuori in anticipo su Varotto. Vediamo piuttosto sconfortato Rodriguez in panchina. Mattia Vettore prova la sua azione di sfondamento, pallone poi gettato in mezzo, lo recupera Varotto, quindi Crepaldi che cerca di mettere un po' d'ordine, si fa vedere Meggiorin davanti ma è chiuso, quindi Mattia Vettore, ancora Crepaldi, quindi Varotto, Padova che forse sul 3-0 ha pensato di aver già chiuso tutto e adesso invece c'è tutto da rifare. Quindi Crepaldi prova l'azione personale, c'è l'intervento di Penzo piuttosto deciso che sparacchia in fallo laterale. Si riprenderà quindi con una rimessa a favore del Padova. Già trascorsi 4 minuti nella ripresa.
Varotto, Crepaldi, ancora Varotto, Meggiorin, Mattia Vettore, che non trova più i suoi spazi che gli consentono di sfondare la difesa avversaria. Padova fa girare tanto palla, attenzione qui, attenzione a Varotto sull'intervento di Penzo, poi reclamano molto i giocatori dell'Akras Murazze per un possibile fallo di Varotto su Penzo. Ancora Varotto in possesso palla, che sbaglia l'appoggio, Ben Mohamed, però Mattia Vettore in pressing, riparte l'Akras, attenzione perché Penzo in buona posizione contropiede, e poi l'intervento ancora di Mattia Vettore che mette in calcio d'angolo, mentre vediamo che il secondo arbitro si avvicina al tavolo a segnalare una scorrettezza, e infatti c'è un'ammonizione, viene ammonito Meggiorin, è ammonito Meggiorin. Forse nell'azione di rimessa Meggiorin ha ostacolato un avversario irregolarmente, viene addirittura ammonito. Padova che non deve farsi sorprendere, non deve sciogliersi perché la partita era già vinta, davvero assurdo. Attenzione, Ben Mohamed, un tiraccio che termina alto. Si riparte con Carraro, si fa vedere Cellin, ancora Carraro, Meggiorin, il tocco per Crepaldi, pallone buono messo in mezzo ma Ballarin chiude bene. Poi Cellin prova un po' un tiro alla disperata, tiraccio che finisce altissimo. Poi attenzione adesso perché l'Akras si fa pericoloso, il tocco di Bacci su Ben Mohamed che non raccoglie. Crepaldi, Cellin, Meggiorin, Crepaldi, entra anche Carraro, Cellin, Crepaldi, Carraro, ancora Crepaldi, e adesso qui viene il bello perché l'Akras dietro si chiude molto bene e non concede spazi al Padova, e il Padova fatica molto a far girare palla costantemente proprio perché non ci sono spazi per andare al tiro, e lo dimostra anche questa azione di Carraro che ha provato il tiro dalla lunga a distanza, ribattuto dal solito Penzo, uomo squadra, autore di 2 gol e insuperabile anche in fase difensiva. Tanto c'è Carraro, il tocco per Crepaldi che perde palla, poi commette fallo Crepaldi e quindi è il secondo fallo per il Padova, così come 2 ne ha commessi anche l'Akras Murazze. Entra nel frattempo Trotta, si riparte, attenzione a Carraro, poi Crepaldi che si libera bene, non c'è lo spazio però per andare in contropiede, poi un pallone filtrante per Carraro che non riesce nella deviazione. Ballarin, lancio lungo, Carraro di testa, anticipa poi Ballarin, anzi Crepaldi, e Feverati che è costretto ad intervenire con i piedi sparando altissimo fino a toccare il soffitto qui del Palagozzano. Padova che non è più lui, ha perso davvero le misure di questo match. Porzionato, pallone in mezzo, recuperato da Carraro, si potrebbe andare in velocità, c'è Cellin ma non viene servito, allora Chames, quindi Cellin ancora, Carraro, quindi
attenzione perché il pallone viene ancora recuperato, allora Ciames bravo a liberarsi, poi viene fermato anche lui, poi contrasta nuovamente, vediamo di chi sarà la rimessa, sarà del Padova che si mantiene in zona d'attacco con Ciames. Quindi Celin, ancora Ciames, poi Celin prova a servire il compagno di tacco, però intanto riparte, attenzione, attenzione, il pericolo, l'uscita di Feverati che salva tutto, ma continuano a susseguirsi i pericoli in favore dell'Acras. Intanto vediamo che c'è il secondo arbitro ancora che interviene a decretare un calcio di punizione a favore dell'Acras. 12 minuti e 21 al termine dell'incontro, siamo sul 3-3, Padova che continua a subire, fase di gioco davvero caotica quella dei biancoscudati che non si ritrovano più nelle azioni. Entra anche Rasula, Carraro, Celin, quindi Carraro, Ciames, e pensare che era una partita vinta, davvero assurdo, assurdo, da 3-0 a 3-3. Celin, buon pallone per Carraro che potrebbe provare la botta, c'è una deviazione di Chiozzotto. Rasula va alla battuta, all'indietro per Ciames, cambia gioco da parte opposta per Celin, il tiro è ribattuto da Ballarin, ma adesso c'è il contropiede dell'Acras, attenzione, attenzione, il tocco in avanti, non viene fischiato fallo, reclamano molto i giocatori del Murazze, anche perché sarebbe stato il quarto fallo del Padova. Vediamo intanto l'intervento di Ciames, viene fischiato il cambio rimessa, forse sì, il cambio rimessa, evidentemente Ciames ha battuto in maniera irregolare, quindi Bacci, poi Ciames stesso che riconquista palla, prova ad andare in velocità, bravissimo Ciames, si libera il pallone per Rasula e poi ancora un intervento falloso fischiato dal secondo arbitro Soligo di Castelfranco, questa volta a favore del Padova, un fallo subito da Ciames nel momento in cui andava a servire Rasula. Calcio di punizione quindi per i biancoscudati con Capitan Carraro, si fa vedere Rasula piuttosto largo, sotto porta ci sono Celin e Ciames. Carraro, ancora Ciames, pallone indietro per Rasula che non riesce ad andare a chiudere. Rasula, pallone ancora per Ciames che controlla male ma riesce a recuperare, ancora Carraro, ancora per Ciames, la deviazione poi, ma c'è un fallo. C'è un fallo fischiato in favore del Padova dal primo arbitro Oxa di Este, e quindi calcio di punizione che andrà a battere Rasula. Tutti piazzati davanti alla porta i giocatori del Murazze, vediamo Rasula che potrebbe anche provare la conclusione diretta in porta. Si muove Ciames e poi il tiro, ma la ribattuta è di Ballarin che reclamano, e poi c'è la munizione per Ballarin, ammonito Riccardo Ballarin, l'ex biancoscudato. In effetti la deviazione è stata sua, non capiamo quale sia stato il motivo di questa sua protesta. Rasula, pallone per Carraro e gol di Celin, il gol di Celin, arriva il gol di Celin sul tocco di Carraro, Padova quindi che torna in vantaggio 4-3, è Celin a mettere la firma.
deviando sotto porta la conclusione di Carraro, e quindi Padova che torna in vantaggio 4-3. Si riparte, il gol di Celin, dicevamo, poi c'è un tiro di Ben Mohamed con il gran volo di Feverati. La partita adesso si fa davvero bella, molto accesa. Ancora un diagonale di Penzo al 9° minuto del secondo tempo. Celin ha portato di nuovo in vantaggio il Padova, quindi doppietta per lui. Ancora Carraro, adesso il Padova ha rimesso le cose un po' a posto, però attenzione perché ci mancano ancora 10 minuti e 23 secondi al termine del match, quindi la partita è ancora lunghissima e tutto può succedere. Chiama lo schema 5 Carraro, poi perdono palla i biancoscudati. Paulon, bravo Ciames a mettersi in mezzo ed impedire a Paulon di andare al tiro. Riparte quindi Carraro, ma pericoli che si susseguono. C'è stato poco fa una grande parata di Feverati e poi c'è stato anche il gol di Celin. Attenzione adesso Rasula. Celin, autore di una doppietta questa sera, un po' inusuale per lui. Rasula, il tocco ancora su Carraro che prova da terra ad andare al tiro. Penzo riparte, ancora Penzo contrastato da Carraro, Rasula che recupera il servizio su Ciames, bravo Ciames, ritornare in possesso di palla, pallone che va fuori. Paulon, quindi Penzo, Ben Mohamed, Carraro ci mette la testa, pallone va fuori, ma adesso attenzione perché ogni errore può essere davvero pericoloso. Conto dei falli, 4 per gli ospiti, 3 per il Padova. Celin, Ciames, Carraro, Ciames che dà sempre molto brio all'azione del Padova. Carraro prova la botta e poi ancora Celin, si mangia il gol del 5-3 davanti alla porta. Celin rimane leggermente contuso anche il portiere Tiozzo, subentrato a Ballarin, non controlla agevolmente Trotta, la rimessa aspetta il Padova che adesso può anche cercare di amministrare, ma è difficile perché 8 minuti e 45 secondi al termine, c'è ancora tanto tempo per un Murazze così agguerrito. Rientra anche Crepaldi, poi Rasula, pallone in mezzo per Ciames, quindi Crepaldi, Rasula, indietro ancora per Ciames che tenta il dribble, prova a far tutto da solo, buon pallone per Rasula che non controlla bene, peccato. Dicevamo di Ciames che dà sempre molto brio l'azione del Padova, dà velocità grazie ai suoi guizzi, è davvero bravo questo ragazzino. Recupera Crepaldi che poi però si fa sorprendere da Penzo. Ben Mohamed, Ciames ancora recupera, Carraro riparte sul tocco di Crepaldi, poi Rasula, quindi Ciames prova ad infilarsi in mezzo a due avversari, pallone termina fuori, la rimessa ancora del Padova in vantaggio per 4-3, esce Carraro, rientra Barotto, Crepaldi, Ciames si fa vedere, lo scambio è con Barotto, poi ancora Rasula che può andare al tiro e c'è una grande parata questa volta di Tiozzo. Rasula ha fatto tutto molto bene, si è girato
ha controllato bene palla e poi con il destro ha messo sotto la traversa. Mattiozzo era lì e ha messo in corner, quindi Crepaldi, Varotto, Ciames questa volta perde palla sull'attacco di Penzo. Attenzione a Penzo, attenzione ancora a Penzo, poi Ciames potrebbe andare in contropiede. Ciames tira sugli 6 giocatori avversari e poi il tocco su Varotto, sfuma davvero questa possibilità per il Padova. Grande contropiede di Ciames. Rasula che ha chiesto il cambio, infatti al suo posto entra Meggiorin che poi si incarica della battuta laterale. Ancora Ciames, pallone gli scivola fuori. Vediamo molto agitato anche la propria panchina tecnico del Murazze, Sandro Agostini Boscolo. C'è l'intercetto di Meggiorin. Padova in vantaggio 4-3, 6 minuti e 30 al termine. Riparte Veronese per il Murazze, pallone ancora verso di lui, poi cerca di controllare ma fa buona guardia a Feverati, quindi Varotto. Ancora Meggiorin, ancora Crepaldi, quindi Ciames. Quindi il tocco lungo da parte di Bacci, passaggio però è fuori misura. Padova che questa sera lamenta anche l'assenza di Paperini, autore del gol vittoria contro il Verona, è indisponibile questa sera. Ricordiamo già gli infortunati Grigio, Fagin e Androni. Poi Mattia Vettore, qui c'era fallo. Non intervengono gli arbitri, tentativo di tiro, pallone che finisce alto. Vediamo che poi l'arbitro, il secondo arbitro Soligo, va a richiamare Mattia Vettore perché aveva protestato per quell'intervento. Anche Carraro si fa sentire dalla panchina richiamando Mattia Vettore a non reclamare. Varotto, Crepaldi, Meggiorin, il tocco per Vettore, ancora Varotto, ma adesso c'è pressing alto da parte della Lacras Murazze. Mattia Vettore viene fermato, poi Meggiorin di sinistro alto. Mattia Vettore si era espresso nella sua caratteristica azione, quella di sfondamento in velocità, è stato fermato proprio all'ultimo momento. Crepaldi, lancio lungo di Varotto, quindi Penzo prova a riproporsi per il Murazze, controlla, attenzione, Crepaldi aveva controllato bene nel primo momento, poi si è lasciato sorprendere, è stato costretto a regalare questa rimessa laterale agli avversari che però la sbagliano, pallone troppo alto. E allora si riparte da Crepaldi, 4 minuti e 41 al termine del match. Meggiorin, Varotto, Crepaldi, Varotto, Vettore prova ad andarsene, viene fermato da Cavallarin. Esce Crepaldi, rientra Rasula, la rimessa per il Padova.
Pallone buono per Meggiorin, si fa vedere Rasula che controlla, viene attaccato alle spalle, la rimessa aspetta ancora il Padova perché l'ultimo tocco è stato di Bacci che reclama e l'arbitro Soligo a sua volta lo riprende verbalmente. Rasula, Meggiorin potrebbe andare al tiro, c'è la ribattuta di Veronese. Mattia Vettore, la prova di prima intenzione, pallone però fiacco e centrale, allora Varotto recupera Varotto, vediamo che va fino al fondo, poi mette in mezzo dove però c'è Bacci, quindi Veronese, ma ancora Rasula riconquista palla, bravo Rasula qui a liberarsi anche di due avversari, poi c'è un fallo, c'è il fallo e arriva il quinto fallo quindi dell'Akras Muratse a 3 minuti e 51 al termine. Dal prossimo fallo Padova potrà anche usufruire di un tiro libero, quindi ha toccato il tetto dei 5 falli l'Akras Muratse. Calcio di punizione che si appresta a battere Meggiorin. Ancora lui, la botta, la deviazione di Rasula proprio tra le mani del portiere avversario di Tiozzo. Mattia Vettore, attenzione a non perdere palla. Ecco allora la rimessa laterale battuta da Varotto per Rasula, quindi Meggiorin, ancora Meggiorin su Mattia Vettore che prova a girarsi, Mattia Vettore, non mantiene il pallone in campo. Pallone stavolta gettato via da parte dell'Akras Muratse, entra Carraro, esce Vettore, sconsolato, non riesce più a trovare la via del gol. Mattia Vettore viene consolato da Mazzuccato in panchina. Rasula, Carraro, buon pallone per Meggiorin, ancora Carraro, il pallone è deviato, c'è il recupero da parte di Tiozzo, poi il lancio lungo. Feverati rimette in gioco per il Padova, 3 minuti esatti in questo momento al termine del match. Quindi Varotto, quindi Carraro, Meggiorin che non aggancia, pallone regalato agli avversari, c'è un intervento arbitrale, c'è un time out chiesto dal tecnico Sandro Agostini Boscolo del Muratse che ovviamente in questi ultimi 3 minuti, 2:48 per l'esattezza, dovrà trovare il modo per recuperare quel gol di svantaggio. Padova che invece deve mantenere questa situazione per poter effettuare un altro bel balzo in avanti in classifica, andrebbe a quota 28 e in teoria andrebbe a raggiungere il Montecchio al secondo posto. Poi chiaramente bisognerà vedere anche gli altri risultati. Ricordiamo la classifica che è guidata dallo Sporting Altarmarca che ormai non ha rivali, 37 punti, poi Montecchio 28, United Rossano 27, Padova, Atim e Atim Arzignano 25 punti. Padova oggi però, rimanesse così il risultato, sarebbe già a quota 28. Quindi Carraro che controlla e lascia che il pallone termini fuori, la rimessa aspetterà al Padova, 2 minuti e 39, lo scambio Carraro-Crepaldi, poi il lancio a cercare Varotto, c'è la deviazione, Crepaldi, scodella in avanti per Rasula che controlla bene di petto, mantiene il possesso di palla, poi Rasula cerca di saltare un avversario, viene fermato, pallone fuori, non riesce a mantenerlo in campo Bacci.
Carraro mette in avanti per Rasola, ancora Carraro che si fa vedere, potrebbe andare al tiro ma è sul destro il pallone, poi Crepaldi, pallone in mezzo, gol! E il gol è di Rasola e ancora una volta una prodezza di Crepaldi, gran pallone messo in mezzo e gran gol in scivolata di Danilo Rasola. Padova quindi che va sul 5-3 e a questo punto non vorremmo parlare troppo presto, però sul 5-3 a 2 minuti dalla fine dovrebbe essere fatta il gol di Rasola al 18° minuto. Adesso viene in avanti anche il portiere Tiozzo, eccolo qua Tiozzo che viene in avanti a fare il portiere di movimento. Padova quindi che si chiude, ancora poi un tentativo, la ribattuta è di Rasola, tocco per Bacci, quindi Tiozzo, pallone poi sbagliato, messo fuori. Adesso l'Acras le prova tutte, fa giocare Tiozzo nel ruolo di portiere di movimento. Feverati rilancia lungo, pallone fuori, ma sono 1:22 i secondi alla fine. Bacci sul pallone, il tocco si è proporzionato, Tiozzo viene in avanti, attenzione ancora Tiozzo, Carraro che va ad intervenire, è Tiozzo che si porta il pallone fuori, spreca quindi un'opportunità. 5-3 il risultato e 5-3 anche il conto dei falli, quindi l'Acras che non può permettersi di commettere neanche un fallo per non rischiare di subire un tiro libero. 1 minuto esatto al termine. Meggiori recupera un ottimo pallone, poi cerca di fare tutto da solo, c'era Crepaldi ben piazzato in mezzo. Bacci, pallone per Chiozotto, adesso possibilità di contropiede con Carraro, è lo stesso Chiozotto che va a chiudere. 39 secondi. Meggiorin contrastato, il pallone che viene messo fuori da Trotta, permetteteci di dire che a 33 secondi dalla fine dovremo avercela fatta, siamo sul 5-3, pallone buono per Crepaldi, basta gestire, infatti dall'alto della sua esperienza Crepaldi fa girare palla, Meggiorin viene anticipato da Trotta, 23 secondi. Ancora Meggiorin per Crepaldi che difende bene il pallone, 16 secondi, Carraro, lancio lungo a cercare Meggiorin che poi torna sui propri passi invece che puntare la porta, c'è il fallo a 7 secondi alla fine, il Padova andrà al tiro libero e c'è la munizione anche per l'autore del fallo, Chiozotto. E vediamo chi sarà l'incaricato alla battuta, molto probabilmente Carraro che già ne ha realizzato uno recentemente, poi il grande specialista ricordiamo è proprio Marco Androni, il portiere titolare, assente da molto tempo per infortunio. Vediamo che Carraro si sistema uno scarpino prima di andare al tiro, siamo sul 5-3, 7 secondi dalla fine, calcio piazzato per il Padova, tiro libero che viene lasciato a Mattia Vettore che ci aveva promesso il gol, vediamo se riuscirà a trasformare questo tiro libero e tornare quindi al gol. Parte Mattia Vettore, la gran botta, fuori, non ci siamo, Mattia Vettore giù di forma decisamente, ha calciato male questo penalty e adesso arriva anche la sirena, il Padova quindi vince 5-3 ma tanta sofferenza, forse troppa, però una vittoria questa che consente ai biancoscudati di effettuare un bel salto in avanti in classifica
e andare quindi a 28 punti. Noi chiudiamo qui dal Palagozzano dandovi appuntamento al girone di ritorno. Ci saranno anche le Final 8 di Coppa Italia che si disputeranno proprio qui al Palagozzano il 5, 6, 7 gennaio del 2018. L'appuntamento è sempre qui su Calcio Padova TV. Grazie a tutti voi per averci seguito.